Io vorrei dire pure una parola di speranza, però, se me lo permette. Sindaco, noi diciamo che Napoli vive di speranza. Un esperimento innovativo noi lo stiamo tentando a Caserta, in una delle tante cave dismesse che giustamente ricordava l'onorevole Oliviero e che sono un po' dei pozzi senza fondo che assorbono denari. Allora, con l'aiuto della Regione Campania, noi abbiamo elaborato un progetto innovativo in cui in una di quelle cave, con il concorso della finanza privata, abbiamo studiato una sistemazione a strutture di spettacolo teatrali e poi una originale copertura in pannelli fotovoltaici, i quali daranno un rendimento energetico che nel tempo forse potrà assorbire la spesa che è stata necessaria per bonificare la cava. Ecco, se si guarda poi in quest'ottica costruttiva il fenomeno, una parola di speranza forse la si può dire. Certo, diventa pure una risorsa, diciamo. Infatti, in questo senso. Io voglio dire, dalle cave comunque emergono indiscutibilmente due interessi che sono legittimi: l'attività economica che da un lato produce ricchezza ma anche lavoro, e l'interesse, come diceva la dottoressa Maietta, il diritto alla salute e alla tutela dell'ambiente. Si possono conciliare queste... Credo proprio di sì, e questo lo si fa, e glielo dico subito, lo si fa con studi attenti che vanno a localizzare attività antropiche a rischio nelle zone dove il rischio è tollerabile, perché il rischio è fatto di fattori oggettivi e di fattori soggettivi, e si fanno delle analisi. L'analisi SWOT, per esempio, è un'analisi dei benefici e dei costi, dei fattori positivi e dei fattori negativi, ha in qualche modo la possibilità di misurare il risultato di un'operazione. Questo è il senso di tutte le valutazioni ambientali, la valutazione ambientale strategica, la valutazione di impatto ambientale, ed è questa la ragione per cui bisogna pensarci bene prima di dare le autorizzazioni, bisogna studiare bene, e il PRAE lo aveva fatto, quali sono le zone dove le attività sono praticabili, perché certo dire tout court non si cava più significa anche che non si costruisce più. Siccome noi siamo fatti per abitare nelle case, in qualche modo questo materiale ce lo dobbiamo procurare, ma ce lo dobbiamo procurare con le modalità e nei luoghi nei quali il rischio si attutisce. E poi c'è sempre l'operazione finale di ricomposizione, come giustamente diceva l'onorevole Scala, che è quella che deve dare la sicurezza che anche una situazione cambiata non sia nociva. Nel territorio di Caserta è cambiato il regime dei venti a causa delle montagne che sono state triturate. Questo è chiaramente intollerabile. Si cambia perfino il clima di certe località a causa di questi interventi. Caserta è una città dove, secondo i dati che noi abbiamo, la matematica è un'opinione, perché se è vero che dal 51 ad oggi è cresciuto del 6% la popolazione, è cresciuto del 50% invece le costruzioni delle case. Beh, questo è un fenomeno un po' strano. Non è qualcosa che non quadra, non è affatto un'opinione, e dipende dal fatto che c'è innanzitutto una parte delle costruzioni che non sono usate, e dall'altra che la domanda continua anche per dei fattori di immigrazione legati alle condizioni del mercato. Mi spiego: comprare una casa a Napoli è molto diverso e molto più oneroso che comprare una casa a Caserta, e in molti quartieri di Napoli si può arrivare più presto partendo da Caserta che partendo da una parte di Napoli che sia lontana dal luogo dove si deve lavorare. Di questo non c'è dubbio. Questo spiega immediatamente perché ci sia una grande pressione demografica su Caserta, e non soltanto su Caserta, anche sui comuni della cinta suburbana, e questo spiega anche per quale ragione bisogna fare gli strumenti urbanistici con molta attenzione, cosa che il sindaco di Caserta si accinge a fare, considerando anche questi fattori che poi fanno gravare sulla città più servizi, gravare sulla città più costi, e non portano ricchezza, la consumano soltanto. Ecco, sindaco, giusto per la cronaca, comprare una casa a Napoli costa quasi, non dico il doppio, una volta e mezza a Roma e a Milano, seppur qualcuno non ci crede. Questo fatto che voi dite è virtuale, per esempio la ricomposizione ambientale nella regione Campania, ma è una responsabilità oggettivamente, devo dire, anche del centro-sinistra che governa questa regione da quanti anni? Non mi ricordo neanche da quanti anni governa. La regione 8 anni. Vabbè, ma la è durata, diciamoci la verità, onorevole Oliviero. Abbastanza da consentire l'avvio del processo. 8 più 2 di rosso, insomma. Del processo delle case. Stringere la mano. È bellissima questa. L'avvio del Questa processo. me la segno.
E se non si fosse avviato il processo... Guardi, qui gli onorevoli che stanno adesso qua a fianco a me, io li sollecito in un senso. No, questa sera ci doveva essere Polverino di Alleanza Nazionale, siccome non è venuto penso che... Avrà avuto molto da fare, l'onorevole Polverino è sempre molto impegnato, attacca dappertutto e dunque è giusto che si sia occupato di altro. Io però approfitto della presenza qui degli onorevoli per fare una sollecitazione o una provocazione. Mi sembra pure giusto. Legiferino, perché il Parlamento regionale, il Consiglio regionale ha il compito di legiferare. E di controllare. E di controllare, e anche di indirizzare, di programmare tutto quello che vogliono. Però certe attività, se venissero mandate, demandate, mo stiamo in un periodo di federalismo e decentramento che ci azzecca pure dire queste cose, se demandate ai sindaci, con il controllo poi da parte della regione, probabilmente la vicinanza al luogo e lo stimolo della popolazione farebbe in modo che certi processi fossero più celeri, più attivi. In fondo i sindaci danno le concessioni edilizie, autorizzano l'uso del territorio, lo controllano. Perché non possono essere i titolari delle azioni pregnanti per la ricomposizione ambientale? Di fatto noi abbiamo le mani monche. Un sindaco è la massima autorità sanitaria sul territorio, ma poi quali provvedimenti effettivamente è in grado di prendere. Io faccio il boia come autorità sanitaria, mi spiego, è l'ASL che decide tutto, dà i pareri, stabilisce che cosa si deve fare, poi manda le carte al sindaco e dice emetti il provvedimento. Se non viene emesso arrivano i famosi carabinieri che stanno sempre fuori alla porta. Quindi alle mani legate. Di fatto è così. No, faccio intervenire subito, un attimo solo, facciamo solo finire. Allora la proposta è studiare un modo per cui i provvedimenti esecutivi siano emessi e ne è curata l'attuazione dall'autorità locale. Forse questo scaricherebbe la regione di qualche carico e farebbe in modo che le amministrazioni più volenterose e virtuose possano effettivamente portare a termine dei processi che prima o poi dovranno cominciare. Non possiamo piangerci addosso per l'infinito e continuare a tenere sul territorio quelle macchie al giusto comportamento che sono dei gironi infernali. Chi va dalla croce di Caserta Vecchia a guardare vede delle raffigurazioni, delle figure, delle immagini che sarebbero bene nell'inferno dantesco, così come lo ha riprodotto Gustavo Doré in quelle famose incisioni che ancora oggi ornano i libri. Si vedono le stesse cose. Sindaco, per dirla in sintesi, lei dice una legge quadro? No, la legge di decentramento amministrativo. Una legge quadro? Che è all'ordine del giorno del Consiglio da più di un anno. Vede che l'onorevole ha già... Però va detto una cosa, che quella legge, perché poi se proprio dobbiamo dirla, il sindaco di Caserta ci ha dato un'idea. Nella prossima finanziaria studieremo il meccanismo di come delegare la possibilità del rilascio delle concessioni e dei progetti, dell'approvazione dei progetti sulle cave ai comuni. Questo è qualcosa che faremo. Me lo faccio dire. Questi sono dei furbacchioni. No, le risorse finanziarie necessarie per senza volevo proporre, sono d'accordo con lei. Volevo solo proporre qualche articolo che avete approvato oggi nella finanziaria con la proposta del sindaco. Sì, dopo veniamo anche a questo, padrone, dopo veniamo anche a questo. Sindaco, no, volevo dire, ma con questa idea, arrivare al 20, sì, ma voglio dire, questa idea il sindaco l'ha data stasera. Sì. E quindi i fatti di Napoli contano moltissimo. Responsabilità e mezzi finanziari. I fatti di Napoli hanno prodotto un fatto, diciamola così.